Peppe Colondo, dove sei? Grazie, saluto a tutti. Pocini non mi conosce, uno impegnato me da sempre in questioni culturali di questa identità, di questa lingua sarda. Per fortuna mia non campo di queste cose, perché c'è una sia da fare i fammi in meda, faccio come mestieri su dirigente della pubblica amministrazione. Potrei ballare in amministrazione di meda, in provincia, in regione, come potrei ballare un'amministrazione comunale. Sei uno cittadino sardo normale, non tengo pretesa né di essere un grande intellettuale né di essere un grande politico, anzi sì, quando fai una riunione ascolto sempre me, perché non ti comprendo nulla di politica, mi scappitavo, porta a me in vita mia, di pensare di votare sottosegnata giusto, invece per dia di votare sempre in adesso che appunto sonora di fare parte di questa associazione Sardos e mi sparto per la prima volta in vita mia che non mi sono mai iscritto né a un partito politico né a un'organizzazione politica, sempre però mantenendo comunque una presenza forte in quest'area culturale, identitaria, nazionalista, autodeterminativa, su Giorleoso. E mi sparto a Riseo, mescamente in Castello, quando entro in Moroni fu presentando il suo programma di questa lista, mi sparto per la prima volta e mi potevano vago a riconoscere in un progetto politico, non che questo su di prima non fu rinti bonus, però dopo c'è questa cosa voi sta più avvatta, quando tenevo 18 anni, su manca vi potevo iscrivere andando pure, questa vita mia di adesso è cambiata a meta. In questo punto, io penso che se si arriva a un punto forte nell'uso di questa storia, di questa Sardegna, a un momento ci deve essere un vago come cittadino normale, se ci cade un vago di giocare a fuori i buttoni e ci cade di cambiare la realtà di nostra. Deve cambiare, con che si sia in lingua o pensamento, si faccia, a me mi piace la questione in sardo e lo faccio in sardo, magari si sia in lingua potrebbe essere accettata. L'importante è che una lingua non ci gioca s'altra sempre, come te. In su pluralismo ci appagattavo in sardos e in autodeterminazione ed ogni idea non di yoga s'altra. O lì hanno vago correggere Alessandro De Sigi a questionare forse si esprimuso, narrando che se stato su De Manca, partito su De Manca di sinistra, no? Invece l'abilità di noi casi sardos può nascere proprio come un'associazione ci circa da Novago devi negare il suo consenso in altra in gente ci non è schierata e dunque in cittadino normali si ne sequenza in italiano del ceto medio ci tenete un'idea non che Salamanca sia fadia o no però un progetto nazionale in adesso deve a intro questo è un problema giusto deve a intro tutte le identità e non so secondo me se riuscendo di fare gusto e usare come tu fai. Mi piace un po' da questo intervento di Susindico Onnis, quando ha questionato, e questo per tocca da nuovo la professione mia, cosa ci mi campa, ecco, quando ha questionato di come il suo sistema burocratico e il suo sistema legislativo blocca i progetti politici culturali. E io posso confermare che è proprio così. Lo posso confermare sia in questa professione mia, sia in questa esperienza che ho avuto in questa regione, Bonarriri, e penso che questo argomento, siccome noi siamo cittadini normali, cercando di progettare una classe dirigente nuova, si deve più espone questo problema. Poi, questa burocrazia, come questa economia, è vero che non si casciamo contro questa cosa, però guarda, un sistema, una macchina ci anda innanzi e secondo come è indirizzata questa macchina, sia in questa burocrazia che in questa economia, te ne sai dove di andare contro, di andare contravento, di dire, ti indirizza sempre a giosso. Io come non so se fai particolari esempi su questa esperienza mia, ponare in questa burocrazia regionale, se cercavo, vince secondo un'amministrazione non vago creativa di superare questa cosa, però si fa un esempio concreto del suo programma Ceriseo Autodeterminazione, narrava sul decentramento dei enti locali, osato su de pensare che in Sardegna tenevo su due spari di amministrazione, come ci fosse antistrangio, cioè sa regione autonoma, è autonoma legislativamente, ma quando fai di lesi,
mescamente voi issa e tutto, funti lesici balenti vostra amministrazione regionale, is comunus, cittadi metropolitanas, es unione dei comunus, e come ci vessanta in un'altra realtà di amministrativa, a contanta is prefettos, su Ministero dell'Interno, cioè s'autonomia cinoso de neusu, cussa concreta, cussa autonomia speciali, per tocca da vetti a amministrazione regionali, cioè in is comunus o esatto ente locali, quando si aderezzano a sa regione, dovete vetti che a sa regione sto un bancomat, ma non è che e dunque il lei ci tenente effetto a pizzo dei esatto ente, sono i vetti le finanziarie, oppure questa materia urbanistica, commercio, o a sa regione, dunque una cosa importante ci da toccare a fare secondo me, per fare funzionare questo decentramento, deve come in Alto Adige, in altre regioni è statuto speciale, un ruolo unico, poi taggasi su decentramento, quando tu tieni un ruolo, come queste cose non vanno burocratica, però poi sa vita si decide in queste cose, tieni un ruolo unico di tutta l'amministrazione e più facile, buona, c'è uno sindaco questa in difficoltà di manca su personali, e in sa regione tengo 20 funzionari su ci non fanno nulla di mangiare a meria, poi ti fanno un poco privilegiato, dico 5 trasumando in missione, come non si può fare questo? Poi tutto, ecco, questo è un esempio concreto, adesso di un traballo ci tocca da fare, però vi ciò cosa, come questa questione è più urgente, se decidi di partecipare a questa selezione amministrativa, la nostra verità, Dio quando mi dantinò a questa elezione politica, quando mi dantinò se avrei morta poi dimmi uno baghetto, una può pensare, poi dentro i due se ci può tenere uno cittadino normale come te a me amici non li comprendete di politica, scusate, però voi ragionando a può comprendere che questa è una cosa giusta. È giusto che andate a occupare uno spazio, che nunca si deve cantare, è giusto che commenta questo bello manifesto Geuso Sceverao, commenta il logo del suo Carrabuso, ci sono merito e tutto di Valentina Sana che ha fatto questo. Si commenta Bisneus in un mondo ci è non non so fuori di malo, no, a Lacunesa è preno de francosina, se no, la Lacunesa non è su fuori di malo, e nunca sa noso se deve spostare in conca, di entrare e di cercare di fare un vago di polizia, di limpiare sul logo con mancai non tutti sa essere grandi intellettuali, sono grandi politici, succedendo miliardi di preferenze, pacchetti di voto, di vai, però tanti sì, e scusate ma qui teneo di perdere, cioè andavo, provavo, ci perdevo, si spero, già i perdi, se su gente nostra, questa generazione nostra, ormai già le ho in pensione, se io sto parlando di uno sceso ci ho in pensione quando si vecchio, se io sto spendendo denari poi si scuola, se possono università, poi ufficio nostro, poi che poi si piccano una valigia e si andano a un altro luogo, cioè ti devi vedere, sei già morto, tanto ci cosa non vago di tirare a fuori i buttoni, alla guerra come la guerra, si narra, cominciai a si castiare, ci caso di fare come i vecchi politici democristiani, perché su elenco telefonico, questo tu conosci, questo è con mio, questo è amico mio, mandato un messaggio, fai una telefonata, questa determinazione è questa, questa classe dirigente deve essere noso, e poi in buon'ora abbiamo da succedere. Grazie. Grazie Peppe. Peppe ti mandiamo nelle piazze a fare i comizi perché